Marco, stiamo per regalare agli amici di Tolianova, ma a tutti i sardi, una perla. Una perla, Samola de su Notario, famosissimo perché qui c'era un posto di raccolta, di conferimento delle olive che poi si trasformava in olio. Ci sono una serie di strumenti dell'epoca, lampade ed altre cose che testimoniano il lavoro faticoso di come si faceva l'olio. Andiamo. Ma guarda che meraviglia, eh? Guarda, la Sardegna ha sempre qualche perla da regalarci. Ma guardate, amici da casa, che Probabilmente spettacolo. siamo a un edificio del 1600, quindi antichissimo. Proviamo. Permesso? Ci hanno chiesto di chiedere al signor Ciccio? Ah, eccolo, piacere. Allora, io dico... Ciccio piacere. Piacere Marco. Grazie. Marco. Tanto già l'entrata di questo è un museo, giusto? Sì, il museo è un piccolo museo, visto che abbiamo la tradizione qui dell'olio, abbiamo preferito conservare tutte queste vestigia del passato. L'entrata lascia già di stucco perché quello è un pozzo? No, quella è una cisterna, la copertura della cisterna, in termini tecnici si chiama puteale. Io dicevo al mio amico Gennaro, probabilmente sarà un edificio del 1600. Esatto, qui praticamente ci troviamo nelle dependenze di questa villa che è stata costruita dai Boil nei primi anni del 1700, fine 1600, prima 1700. Dai Boil è passata poi ai Bonfant, da cui gli ha acquistato tutto il complesso mio nonno, Francesco Locci anche lui. Notaio, dico bene? Esatto, su Notario. Vediamo la foto che si vede molto bene, lo vediamo a cavallo. Sì. E come in tutti i paesi si usava dare il soprannome alle persone, nonno era conosciuto in paese come Su Notario. Infatti qui facendo il museo ho ripreso la tradizione e l'ho chiamato Samola del Su Notario. Ancora oggi qui a Dolianova, nel nostro stabilimento moderno, gli anziani dice dove andai a macinare? Dice anche Su Notario. Quindi nonostante nonno sia morto nell'80, quindi pensate un po'. nel 66. Cioè, Allora, entriamo subito in merito al museo, perché ovviamente poi la gente a casa è curiosa e vuole vedere. Certo. Allora, cos'è di interessante? È tutto molto bello, ma veramente qualcosa di speciale da far vedere? Sì. Se Marco si sposta, se no gli prendo questo coso qua, come si chiama, Ciccio? Come si chiama questo? Qua che te lo suono in testa, hai capito no? Spostati. Questo è tutto artigianato in legno d'olivo, che abbiamo qui naturalmente, oltre al museo abbiamo il punto vendita dove vendiamo naturalmente il mio lavoro è vendere l'olio e vendere le altre cose. Bellissimi. Tutto nel legno d'olivo. Qui abbiamo una raccolta. So che ci sono pezzi da 90 qua. Vediamo subito, io direi di far vedere subito i pezzi. Ecco. Guardate che cos'è. Questa era Samola del suo Notario, ovviamente. Era con l'asinello, su molenti. Piano piano arriva. Infatti perché in sardo noi abbiamo due modi di chiamare l'asino, Burrico e su molenti, che sono due razze differenti, perché su Ma burrico anche quadrupedi. su molenti era proprio l'asinello piccolino che serviva per girare in Samola. Non te le che fai così. Una Ti ha spostato. strategica per spostare. Fa così come se volesse diventare una formica improvvisamente. Qua ti leghiamo qua. E allora, questo veniva legato l'asino e giravi in questa maniera e veniva macinata la pasta, poi si metteva. Da poco abbiamo imparato, Ciccio, che l'asino veniva coperto. Sì, ma l'asino si usava sia per la mola delle olive sia che per la mola del grano. L'asino veniva bendato per non fargli venire giramenti di testa. Esatto, sì, ma era un asino poverino che il suo unico scopo nella vita era macinare, girare lì e basta. Poi veniva pressata in questi recipienti, qua si chiamano fiscoli, vedete, su un sistema del genere. Adesso lo vediamo. Qui abbiamo, ecco, vedete, veniva praticamente schiacciata e usciva usciva l'acqua mista all'olio ancora, che siamo a mostro. Okay. Vedete, quindi abbiamo una parte di questi macchinari. Si metteva in questi Tinelli. Recipienti e di cui l'olio, siccome l'olio è più leggero dell'acqua, veniva a galla e si spillava con delle sassolette. Quindi era un lavoro molto lungo e cose. Forse lì in quel disegno riusciamo un po' a ricapitolare o non ancora? No, perché quello è un passaggio successivo. Sì. Col passare del tempo si è passati, vedete, Eccola qua. alla classica mola che siamo abituati a vedere. Il problema di questo sistema di estrazione in Sardegna siamo avanzatissimi come sistemi di estrazione. Siamo la regione più avanzata dal punto di vista tecnologico. Considerate che già da Puglia, no?
come quantitativi sì, ma come qualità e come impianti di estrazione siamo all'avanguardia. In Sardegna già da 5 anni non si usano più le presse, mentre in Italia ancora il 50% dei frantoi hanno ancora presse, e soprattutto già siamo la regione con la più alta percentuale di impianti modernissimi, come dopo vi faccio vedere, in cui si estrae l'olio senza l'aggiunta di acqua, la famosa acqua di vegetale, quindi l'olio non viene lavato e rimane ancora con sapori molto più cari. Non lo sapevo questo. Neanche io. Con sistemi come questo, che sono bellissimi per avere nel museo o con le presse, non si può assolutamente ottenere un olio di alta qualità, perché il contatto dell'aria con le pietre, oppure che il contatto con i fiscoli, rovina l'olio. Che cosa sono i fiscoli? Quelli che abbiamo visto, quelle sacchette lì che servono per schiacciare, vedi che sono qua nell'impianto più moderno, Eccolo qua. venivano schiacciate lo stesso. Non so se li avete visti fuori come stavate entrando, c'erano anche lì fuori.